Di vegetazione. Ieri super lavoro dei vigili del fuoco da San Pietro in Bevagne fino all'altra parte della provincia come Statte e Crispiano, ma anche a Taranto, Roghi a Paolo VI, Tamburi, Taranto 2 e, insomma, contemporaneamente tanti altri piccoli interventi e contemporaneamente anche l'intervento sulla strada statale Appia, dove i vigili del fuoco hanno dovuto estrarre i 2 corpi delle vittime nell'incidente stradale tra un'auto e una betoniera. Una media di 70 interventi al giorno, che quindi, come dire, causa una serie di attese, di ritardi, a causa anche ovviamente del numero di mezzi e delle persone, ma soprattutto secondo la denuncia fatta dal comandante provinciale dei vigili del fuoco Lorenzo Elia, a causa anche della scarsa prevenzione che a Taranto si fa rispetto a questo incidente. Diamo quindi il benvenuto, buongiorno Taranto, a Lorenzo Elia, comandante provinciale dei vigili del fuoco. Buongiorno. Buongiorno a voi. Comandante, allora, al di là dei numeri, ecco, una nota inviata ieri ha detto che nonostante, diciamo, l'azione di sensibilizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Regione Puglia, Carabinieri Forestali, come dire, nulla è stato, o quasi nulla è stato fatto rispetto alle azioni di prevenzione nella gestione del territorio. Si pensi a fasce protettive, viali parafuoco, e quindi questo complica, diciamo, gli impegni nei vostri confronti. Sì, purtroppo la situazione che dobbiamo riscontrare durante le attività di soccorso che svolgiamo congiuntamente ai volontari della regione, al personale dell'ARIF della regione e comunque in coordinamento stretto con la regione per queste tipologie di intervento, ci portano a rilevare che tutta una serie di misure che potrebbero in qualche modo ridurre in maniera drastica il numero di criticità e soprattutto ridurre le conseguenze non sono attuate, e quindi si viene in misure di prevenzione, ma poi pensiamo anche alla questione della disponibilità delle riserve idriche, no? Se per poter gestire un intervento bisogna fare una spola di decine e decine di chilometri per poter andare a fare rifornimento, immaginate quale può essere la ricaduta sulla gestione del vento. Certo. Ma anche la questione di pianificazione delle emergenze, quando poi risulta necessario avvisare la popolazione di proteggersi o adottare. Pensiamo per esempio a sabato pomeriggio a Taranto ai Tamburi. Sabato pomeriggio a Taranto molto spesso incontriamo delle difficoltà, perché chi dovrebbe fare questo tipo di attività, che è fondamentale, no? Per garantire comunque la sicurezza della popolazione, ha qualche difficoltà a portare avanti queste attività. Comandante, ieri un vertice in prefettura, dopo quest'ennesima giornata di fuoco, chiamiamola così, ci sono state sul tavolo, diciamo, nuove proposte, in qualche modo promesse di intervento? Ma ieri, più che un vertice, è stato necessario attivare il comitato, il centro coordinamento soccorsi in prefettura, perché per la zona di Crispiano quell'intervento stava interessando e ha interessato parte di abitazioni, e quindi è stato necessario evacuare parte di queste abitazioni. In queste circostanze la prefettura, in maniera proattiva, cerca di mettere intorno allo stesso tavolo tutti gli enti, tutte le amministrazioni che possono contribuire in maniera fattiva alla gestione di quella che è l'emergenza che al momento si sta proponendo, in maniera tale che intorno allo stesso tavolo le decisioni utili per la gestione dell'emergenza possano essere prese tempestivamente, e questo è stato il caso ieri. Comandante, torniamo un attimo alla prevenzione. Si parla di una richiesta media di interventi di 70 chiamate, ecco, mettiamola così. Se queste, non so se è possibile fare un calcolo, mi dica lei, se queste azioni di prevenzione fossero state messe in atto, di quanto si potrebbe ridurre questo numero di interventi? Io penso che andremo al di sotto del 20% di queste richieste pervenute. Ma la questione qual è? La mia è più una
Una richiesta la questione è che penso che siamo ancora in tempo per poter attuare, no, tutta questa serie di misure di prevenzione che non richiedono tempi lunghissimi e soprattutto necessitano di un monitoraggio del territorio. Il tutto è veramente nell'esclusivo interesse dei cittadini, perché comandante, ma chi dovrebbe controllare affinché queste misure siano messe in atto? Beh, ci sono gli enti locali che chi normalmente ha la gestione del territorio dovrebbe anche controllare che le ordinanze emanate siano effettivamente attuate, perché io torno a dire, ma nell'interesse proprio dei cittadini che questo accada, perché adesso siamo ancora all'inizio della stagione e io veramente sono preoccupato cosa potrà accadere tra qualche settimana, quando le condizioni meteo saranno decisamente ancora più sfavorevoli. Quindi abbiamo qualche settimana ancora per poter attuare queste misure e fare in modo che la gestione di questi interventi sia più agevole per tutti.